Ricorre oggi il 35esimo anniversario dell'uccisione del giudice Saetta e del figlio Stefano. Stanotte si è spento il boss Matteo Messina Denaro, la salma verrà trasportata nel cimitero di famiglia a Castelvetrano. Don Nino Gulli, il nuovo parroco a Favara della Chiesa Madre, a Castrofilippo una 2 giorni dedicata a Padre Pio. Si è svolto sabato il 14° premio Pippo Montalbano, tra i premiati Aurora Quattrocchi e Pippo Pattavina, inaugurata la prima ippopia in Sicilia, nei Monti Sicani. L'Agragas vince contro il Ragusa, il Licata pareggia con il Locri, il Pro Favara batte il Misilmeri. L'agrigentina Giusy Parolino diventa campione europea del lancio del giavellotto. Benvenuti all'appuntamento di TV Notizie. Ricorre oggi il 35esimo anniversario della morte del giudice Saetta e del figlio Stefano. Il servizio. Ricorre oggi il 35esimo anniversario dell'uccisione del giudice Antonio Saetta e del figlio Stefano. I rappresentanti delle autorità politiche, civili, militari e religiose si sono recati presso il cimitero comunale di Canicattì per la deposizione di un omaggio floreale presso la tomba del giudice. Quindi la celebrazione eucaristica nella chiesa di San Diego, successivamente la deposizione presso la stella incontrata al Giulfo, territorio di Caltanissetta, vecchio tracciato della strada statale 640 Porto Empedocle Caltanissetta. Quindi la cerimonia di intitolazione della villa comunale allo stesso giudice. Il giudice Antonio Saetta, presidente della prima sezione della Corte d'Assise d'Appello, insieme al figlio Stefano, vennero ucciso con 46 colpi nell'agguato avvenuto proprio il 25 settembre del 1988 sul viadotto incontrata Caltanissetta. Saetta aveva condannato in appello i capimafia Michele e Salvatore Greco per l'attentato al giudice Rocco Chinnici e i killer del capitano Emanuele Basile, scandalosamente assolti in primo grado, ma il processo era stato annullato dalla Cassazione e si apprestava a presiedere l'appello del maxi processo. E si è spento stanotte il boss Matteo Messina Denaro. Il corpo sarà trasportato nel cimitero di Castelvetrano, dove verrà tumulato nella cappella di famiglia, dopo che verrà eseguita l'autopsia. Il servizio. È la fine di un'era criminale, la fine che pone probabilmente un nuovo inizio in questa nostra terra oggi liberata. Già lo scorso 16 gennaio la storia dell'intera Italia mutava il proprio volto. Ad essere catturato era l'ultimo dei corleonesi, Matteo Messina Denaro. Il boss, dopo 30 lunghi anni di latitanza, veniva arrestato presso la clinica La Maddalena ed oggi qualcuno ne piange la morte. Messina Denaro è spirato. A renderlo incosciente già da giorni il colon, combattuto per 2 anni, e grazie al quale, si può dire, viveva una vita praticamente normale dietro l'angolo delle nostre case. Lui si curava presso le pubbliche strutture, usciva, faceva la spesa. Per tutti era Andrea Bonafede, uomo come tanti e fra tanti, e che ha toccato con mano la sofferenza sino all'ultimo respiro. Ma davvero Matteo Messina Denaro è stato un uomo fra tanti, in una società così omertosa, bugiarda, bastarda? Tanto io non ne ho speranze. Sempre morto sono. Loro dicono al massimo 2 anni, ma 2 anni non ci arrivo. Lo capisco perché sto male. Le previsioni del boss, formulate il 13 febbraio scorso durante un interrogatorio, erano corrette. L'ultimo dei corleonesi, che aveva compiuto 61 anni lo scorso 26 aprile, è deceduto mentre era sottoposto al 41 bis. Non voglio fare il superuomo e nemmeno l'arrogante, aveva detto al procuratore Maurizio De Lucia. Voi mi avete preso per la malattia, senza la malattia non mi prendevate, specificò. Le condizioni di salute del mafioso si erano aggravate il 10 settembre fino ad arrivare al coma irreversibile venerdì scorso, 22 settembre. Ha fatto giusto in tempo ad avere formalmente una erede, la figlia Lorenza Lagna. Si è infatti riavvicinata al padre solo nell'ultimo periodo e lui, che nei suoi pizzini la chiamava Sciacqua Lattuga, definendola una degenerata, ha deciso di riconoscerla dandole il suo cognome.
Avido lettore, da Alda Merini a Céline, Messina Denaro è stato condannato per le stragi del 92 e del 93, ma pure per il sequestro e l'omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo, anche se sempre in quell'interrogatorio aveva voluto smarcarsi da quello che senza dubbio è uno dei delitti più efferati commessi da Cosa Nostra, ma era stata proprio la malattia a costringerlo ad abbandonare la caverna e a iniziare ad utilizzare il cellulare. Nel momento in cui si va in un ospedale o anche al cinema, la prima cosa che chiedono è nome, cognome, cellulare. Allora mi sono fatto il telefonino, raccontò ancora il boss, e sapevo che sarei stato catturato. Le indagini sulla cattura di Messina Denaro sono state negli anni al centro di polemiche, un dato che assieme alla capacità di muoversi come un fantasma, quasi di anticipare le mosse degli investigatori, ha permesso di protrarre la latitanza per anni. Ha negato peraltro di aver avuto contatti con rappresentanti delle istituzioni, talpe insomma che avrebbero potuto aiutarlo. Mi definisco un criminale onesto, diceva. Di Cosa Nostra sapeva dai giornali, anche se poi i pizzini raccontano un'altra storia. Certo è che di soldi il mafioso ne ha maneggiati davvero tanti, basta pensare al patrimonio a lui riconducibile sequestrato negli anni dallo Stato, estimato in oltre 4 miliardi. Se voi dovete arrestare tutte le persone che hanno avuto a che fare con me in Campobello, raccontava, dovete arrestare dai 2 ai 3.000 soggetti. Il lavoro della magistratura è ancora lungo, i pizzini da decifrare. Chissà cosa accadrà da adesso in poi. Un incendio è divampato ieri nell'area circostante il depuratore a Realmonte, ha bruciato il tubo che conduce il reflui all'impianto, interrompendo di fatto l'ingresso. I tecnici di AICA non sono riusciti a intervenire tempestivamente per sostituire la tubazione a causa delle fiamme, ma immediatamente con l'uso di un pallone otturatore inserito nel pozzetto situato prima del tratto interrotto hanno impedito il passaggio del reflui che altrimenti si sarebbero dispersi nell'ambiente. I reflui intanto vengono estratti dal pozzetto con gli espurghi e trasportati all'impianto di depurazione di Ribera. L'intervento di sostituzione del tratto di tubo ammalorato sarà eseguito nella mattinata di oggi, se ovviamente ci saranno le condizioni che consentiranno ai tecnici di accedere in sicurezza alla zona. È definito il programma della Festa dell'Amicizia della Democrazia Cristiana che si svolgerà dal 5 al 7 ottobre prossimi a Ribera. L'inaugurazione avverrà giovedì alle ore 17 alla presenza del presidente dell'ARS Gaetano Galvagno. Il servizio. Definito il programma della Festa dell'Amicizia della Democrazia Cristiana che si svolgerà dal 5 al 7 ottobre prossimo a Ribera. L'inaugurazione avverrà giovedì 17 alla presenza del presidente dell'ARS Gaetano Galvagno. Subito dopo 2 tavoli tematici, il primo dal titolo Giovani tra crisi e opportunità, quali sfide per il futuro, e avrà inizio alle ore 17:30 presso la sala convegni Emanuele Giovanni Ragusa. Il secondo dal tema enti locali, inizierà alle 18:30 nella sala consiliare Frenna. Venerdì 6 e sabato 7 sono previste inoltre 2 sessioni, una antimeridiana e una pomeridiana, con 4 tavoli tematici al giorno. Ribera è pronta ad accogliere le tantissime persone che arriveranno da tutta la Sicilia per celebrare la festa dell'amicizia. È quanto dichiarato dall'onorevole Carmelo Pace, capogruppo della DC all'Assemblea regionale siciliana e segretario regionale organizzativo del partito. Si tratta di una ripartenza dopo 30 anni di assenza della Kermesse e vogliamo che questo evento torni a essere con cadenza annuale. Senso di appartenenza, voglia di cambiamento, capacità di progettare insieme, è questo il motore della festa dell'amicizia che stiamo per celebrare, ricordiamo, il prossimo giovedì 5 ottobre a Ribera. Grande festa a Favara per l'insediamento del nuovo parroco, l'arciprete Don Nino Gulli. La cerimonia si è svolta nella chiesa madre. Ha seguito per noi l'evento Peppe Moscato. Don Nino Gulli è il nuovo arciprete di Favara. Ieri sera nella chiesa madre si è tenuta una solenne concelebrazione eucaristica per il suo insediamento. Ad accogliere il nuovo arciprete e a dargli il benvenuto a Favara, Don Calogero Lobello, presidente del Consiglio Pastorale Cittadino, Don Salvatore Casà, che sarà il suo viceparroco, con loro i fedeli delle 3 parrocchie che Don Nino è chiamato a guidare, Madrice, Carmine e Transito.
Presente l'amministrazione comunale, i rappresentanti delle tante associazioni operanti a Favara, il mondo della scuola e del volontariato, presente anche diversi parrocchiani della chiesa di San Gregorio di Agrigento, da dove Don Nino proviene. A presiedere la concelebrazione, alla quale hanno partecipato i parroci di tutte le chiese di Favara, il vicario generale dell'arcivescovo Don Giuseppe Cumbo. Abbiamo accompagnato e accolto Don Nino, che inizia il suo servizio pastorale qui nell'unità del centro storico, quindi accompagnerà la comunità della Chiesa Madre, del Carmine, del Transito, sarà coadiuvato da Don Salvatore Casà e continuerà, si porrà sicuramente in con il lavoro già svolto da Don Giuseppe, con il tocco poi personale che comunque è quello della sua esperienza. È una gioia anche perché nei confronti di Don Nino abbiamo una profonda gratitudine che nasce dal suo quasi ventennale servizio anche in Curia nel servizio diocesano come economo diocesano. E poi anche per il suo servizio pastorale, che è stato sempre comunque gioioso nelle comunità che ha servito negli anni del suo ministero. Sì, sarà una missione impegnativa, un po' come tutte le missioni sono impegnative, ma se vissute con i suggerimenti che vengono dalla parola e con l'entusiasmo che viene dal sentirsi chiamati comunque a lavorare nella vigna del Signore, sicuramente la missione darà sicuramente i suoi buoni risultati. Quello che è necessario fare è seminare parola di Dio e aiutare comunque la comunità a vivere quello stile che poi permette anche di vivere meglio nel contesto sociale che Gesù ci insegna. Entrato in seminario a 11 anni, dopo aver frequentato il liceo classico e successivamente la facoltà di teologia, Don Nino Gulli è stato ordinato sacerdote il 19 settembre del 2001. È stato viceparroco della chiesa San Nicola a Fontanelle, quindi parroco del Carmelo in via Dante, per spostarsi nel settembre del 2014 nella parrocchia di San Gregorio. Don Nino è stato anche economo diocesano e presidente dell'Opera Pia Zirafra ed ancora membro del Comitato Scientifico Nazionale per gli Economi Diocesani. Adesso è chiamato a guidare la Chiesa Madre di Favara come arciprete. Sicuramente con lo spirito dell'obbedienza e della disponibilità, nella consapevolezza di rispondere alla chiamata di Dio. Il vescovo che invia un sacerdote lo fa cercando di declinare quella che è la volontà di Dio, e ho accolto con gioia, a conclusione dell'esperienza a San Gregorio, dove sono stato per 9 anni, completando il mandato ricevuto a suo tempo dal vescovo, per me oggi inizia una pagina nuova e lo faccio in spirito di obbedienza, provando a mettere a servizio di questa comunità i doni e i carismi che il Signore mi ha dato, ma anche l'esperienza che ho maturato in questi 22 anni di ministero, nei quali ho incontrato 3 comunità, ho avuto la possibilità anche di servire la Chiesa diocesana con incarichi diversi, e quindi porto con me questo bagaglio insieme con quelle note che mi contraddistinguono, cioè un grande ottimismo, una fiducia nell'amore di Dio immensa e il bisogno e il sogno di lavorare insieme con queste comunità, con tutti i sacerdoti che sono a Favara e con tutta la comunità ecclesiale, incluse le istituzioni, le scuole, le associazioni, i movimenti, le forze dell'ordine, l'amministrazione comunale, quanti insieme vorranno percorrere la via del bene. Anche se non hai operato mai a Favara, però nell'omelia hai detto di conoscere questa città. Conoscere è una parola grossa, nel senso che essendo stato a San Gregorio, dove il 50% della popolazione estiva è di Favara, ho avuto la possibilità in questi 9 anni di celebrare battesimi, matrimoni e di conoscere tanti di Favara, o meglio, che tanti già mi conoscono, quindi sono arrivato nella consapevolezza che tante persone le ho già incontrate nella celebrazione domenicale lì a San Gregorio e nella celebrazione dei sacramenti. Che cosa chiedi ai cittadini di Favara? Chiedo di pregare per me all'inizio di questo ministero, di lavorare insieme. L'ho ripetuto più volte, è un sogno ma allo stesso tempo è una sfida che richiederà impegno e sacrificio come tutte le sfide, nella consapevolezza che insieme probabilmente si va più lenti, ma sicuramente si va più lontano.
e si è svolta a Castrofilippo una 2 giorni dedicata a Padre Pio, particolarmente venerato in paese dalla comunità ecclesiale. Ha seguito per noi l'evento Eugenio Cairone. Nel 1999, grazie al contributo dei castrofilippesi, nella piazzetta Rinaldi, nel luogo dove sorgeva la caserma dei Carabinieri, venne inaugurata la villa Padre Pio con la statua del frate seduto su una roccia. Praticamente il sito, divenuto col tempo un ricettacolo di rifiuti, venne trasformato in un luogo di preghiera dove i devoti si riuniscono per la recita del rosario. E così è stato da venerdì scorso a sabato, quando si è conclusa la festa in onore di San Pio, che a Castrofilippo è particolarmente venerato dalla comunità ecclesiale e da uno dei tanti gruppi di preghiera sparsi per l'Italia. Sabato sera messa solenne, celebrata dall'arciprete emerito di Castrofilippo, Don Angelo Martorana, all'interno della villetta. A seguire la processione del simulacro fino alla chiesetta del Sacro Cuore di Gesù, dove viene custodito. A rendere omaggio a San Pio la banda musicale del paese che ha seguito la processione. E non potevano mancare i fuochi d'artificio a conclusione dei festeggiamenti 2023, una festa nel giorno in cui la Chiesa ricorda proprio San Pio da Pietrelcina. Un appuntamento al quale a Castrofilippo hanno risposto anche moltissimi giovani. E si è svolto sabato al teatro ubicato al Parco Letterario Luigi Pirandello in Contrada Caos il 14° premio Pippo Montalbano, noto attore agrigentino scomparso nel lontano 2009, organizzato dalla figlia Caterina Montalbano, coadiuvata dalla sorella Rosa Maria e dal fratello Salvatore. Noi abbiamo seguito l'evento. Si è svolto sabato al teatro ubicato al Parco Letterario Luigi Pirandello, in Contrada Caos, il premio Pippo Montalbano, noto attore agrigentino, scomparso nel lontano 2009, giunto alla sua 14ª edizione, organizzato dalla figlia Caterina Montalbano, coadiuvata dalla sorella Rosa Maria e dal fratello Salvatore. L'evento è stato presentato alla giornalista Margherita Trupiano ed è stato dedicato alla memoria del noto dottore Antonio Patti, recentemente scomparso, che fu anche il fondatore del premio. Tra i premiati Alessandro Accusto Tagano, libraio, consegnato il premio all'amministratore della DMO Fabrizio Lagaipa, Alfonso Cartannilica per la satira agrigentina, consegnato TVA, Giuseppe Cacocciolo, scultore e fotografo, premio consegnato dall'ex assessore Roberto Lara, Ivan Giambertone, attore,
Il premio è stato consegnato al dottor Liotta, editore, Simona Malato, attrice, premiata da Paola Gaglio, all'imprenditore dell'Agragas Giuseppe Deni, presente con una rappresentanza della squadra sul palco, ritirato il premio consegnato da Giuseppe Riccobene, Francesca Maccani, scrittrice, premiata dall'onorevole Calogero Pisano, al coro polifonico Magnificat, riconoscimento ricevuto da Simona Carisi, al regista Giancarlo Nicoletti, premiato da Angelita Butera, Daniele Mago, autore che non è potuto essere presente per motivi professionali. Un premio speciale inoltre è stato assegnato a Marem Sis, ritirato dalla figlia e consegnato direttamente dal questore di Agrigento, Emanuele Ricifari, mentre per quelli a carriera sono andati a due noti attori, Aurora Quattrocchi, che condivise con Pippo Montalbano il film I 100 passi di Tullio Giordana dedicato a Peppino Imbassato. La targa è stata consegnata al musicista Andrea Buzzurro, quindi Pippo Pattavina, noto attore catanese, presente in numerose edizioni della settimana pirandelliana al Teatro Pirandello e che si è esibito anche in un fuoriprogramma particolarmente apprezzato dal folto pubblico che ha assistito alla manifestazione estrapolando la parte finale del protagonista Vitangelo Moscarda del famoso scritto di Luigi Pirandello Uno, Nessuno, 100.000, il riconoscimento dato dall'assessore di Agrigento Costantino Ciulla. L'evento è stato impreziosito anche dall'intrattenimento musicale della cantante Serena Dorazio, del maestro Edoardo Savatteri al pianoforte, la regia curata da Marco Savatteri. Un'edizione particolare con tanti premiati? Sì, tanti premiati che ormai conosciamo tutti, ormai sono noti, tanti ospiti, tanta gente, tanti amici in platea, sono emozionatissima davanti alla casa dello zio Luigi, incrociamo le dita e speriamo che vada tutto bene. Un ricordo di Pippo, oggi questo premio. Pippo, ma Pippo che bello che è stato lavorare con lui, persona veramente geniale. Entusiasmante. Le fa piacere ricevere contenta. Questo premio? Moltissimo. Sono commossa e Giuliva è commossa. Pippo Pattavina oggi ad Agrigento per questo premio? Sì, anch'io in ritardo di un anno perché dovevo prenderlo, mi avevano invitato l'anno scorso, purtroppo non sono potuto venire per motivi personali. Quest'anno eccomi qua come era mio dovere per rendere onore a Pippo Montalbano che si meritava veramente quello che oggi si sta facendo per lui, perché lo meritava, perché era un ottimo attore, un ottimo organizzatore e quindi Agrigento gli tributa un premio in sua memoria che si meritava. E purtroppo lui non se lo può godere perché se n'è andato troppo presto. Questo premio con grande gioia, non ho avuto il piacere di conoscere Pippo Montalbano se non nelle opere cinematografiche, nei racconti di sua figlia Caterina che stimo e per la quale ho un rapporto di affetto e sono molto contento di prendere questo premio ad Agrigento, che è una città alla quale sono molto legato per dei lavori che ho fatto qui con dei colleghi che sono anche degli amici, Gaetano Ronica, Vittoria Faro, sì. E per cui questa città mi ha adottato da un certo punto di vista, artisticamente e anche umanamente, con i rapporti umani, e per cui sono molto felice. Peppe, oggi anche l'Agragas viene onorata anche da questo premio dato alla tua persona per quello che stai facendo per lo sport ad Agrigento? Sì, io sono molto orgoglioso di questo premio, è un premio dedicato allo sport e noi come Agragas abbiamo sempre voluto dare un segnale ben preciso, che la squadra è il frontman di qualcosa di più importante. Noi vogliamo che attraverso l'Agragas, attraverso la visibilità della squadra, si punti molto sul sociale, sull'integrazione. L'Agragas nel settore giovanile ha 300 tesserati. Fare vivere un sogno ai ragazzini significa allontanarli dalla devianza giovanile e dalla droga. E con l'Agragas vuole essere tutto questo. Siamo veramente, parlo un pochettino per tutti, felicissimi anzi di essere qui presenti per questo riconoscimento che ci incoraggia tantissimo per poter continuare a dare ancora il massimo per dare soddisfazione all'intera cittadinanza. Prego. Grazie alla famiglia Montalbano, per noi questo premio rappresenta come se fosse un premio Oscar, perché
per quello che noi è un premio a quello che noi stiamo facendo ad Agrigento. E anche per me è un onore ricevere questo premio che è dedicato a un grande artista come Pippo Montalbano, e per questo ringraziamo la famiglia Montalbano e come diceva Giuseppe è uno stimolo per fare ancora meglio. Coro Magnificat, questo premio qui Montalbano? Siamo felici e siamo onorati di aver ricevuto questo premio, un bel riconoscimento al nostro lavoro di coro, alla nostra arte che è coltivata insieme. Siamo 60 persone che si riuniscono settimanalmente e che praticano quest'arte, che è un'arte difficile perché da soli è un conto, ma stare insieme, cantare in coro è un'altra storia, è veramente un'esperienza meravigliosa. Un coro longevo che esiste dal 1992 grazie alla caparbietà di Lilia Cavaleri e che si caratterizza anche per la sua poliedricità, perché la nostra maestra riesce ad allargare gli orizzonti del coro e quindi a metterci nelle condizioni di vivere esperienze diverse nel campo della musica con grande soddisfazione ma soprattutto con grande divertimento, e questo premio non può che farci onore. Il presidente della regione siciliana, Renato Schifani, insieme al capo della protezione civile regionale, Salvo Cocina, ha effettuato un sopralluogo nel territorio di Nebro, di Acefalù e nel Palermitano, tra le zone più colpite dagli incendi degli ultimi giorni. Il servizio. Il presidente della regione siciliana Renato Schifani, insieme al capo della protezione civile regionale Salvo Cocina, ha effettuato un sopralluogo nel territorio dei Nebrodi e Acefalù nel Palermitano, tra le zone più colpite dagli incendi degli ultimi giorni. Il governatore ha voluto constatare personalmente l'entità dei danni causati dai roghi e E sugli incendi in Sicilia interviene l'onorevole Brambilla, che afferma come una tragedia nella tragedia tocca il cuore e la generosità di una donna morta nel tentativo di salvare i suoi cavalli. Purtroppo la puledra Scilla non ce l'ha fatta. Ora più prevenzione e pene severissime per i piromani. Quella degli incendi in Sicilia è una vera tragedia. Alle vittime umane, per le quali esprimo tutto il mio cordoglio, si è aggiunta oggi la puledra Scilla, una di quelle che una coraggiosa donna di Cefalù, Maria Davide, aveva cercato di salvare, perdendo la vita tra le fiamme del suo maneggio, un gesto di generosità che merita di essere ricordato. Lo afferma l'onorevole Michela Vittoria Brambilla, deputata del collegio di Gela Caltanissetta e presidente dell'intergruppo parlamentare per i diritti degli animali e la tutela dell'ambiente, che invoca pene severissime per i piromani e forme più efficaci di prevenzione e dissuasione. La Sicilia, ricorda l'onorevole, è di gran lunga la regione italiana più colpita dagli incendi di superfici boscate e non boscate. Con questi roghi appiccati da mani criminali alla fine di un'estate letteralmente di fuoco, la misura è colma. Il governo ha già inasprito le pene contro gli incendiari, ma si può e si deve fare ancora di più durante l'esame parlamentare.
regolamentare ed è assolutamente necessario rafforzare i divieti per la prevenzione, ad esempio di incendiare sfalci e stoppie anche d'inverno, e bloccare qualsiasi forma di utilizzo delle superfici bruciate per evitare che si possa anche solo immaginare di specularci sopra. Prima ancora dei giganteschi danni economici provocati dagli incendi, tra operazioni di spegnimento e azioni di ripristino che richiedono comunque molti anni, c'è la perdita inaccettabile di vite umane, quella dell'uomo di Trappeto stroncato da un malore durante la fuga precipitosa dalla sua casa in fiamme, e quella di Maria David, la donna di Cefalù raggiunta dal fuoco mentre cercava di salvare i suoi cavalli. In un contesto di terribili atti di crudeltà compiuti contro gli animali, come quello che ci propongono le cronache delle ultime settimane, tocca davvero il cuore e merita di essere ricordato il meraviglioso gesto di generosità verso gli amici non umani che è costato la vita a Maria David. La morte della puledra che aveva salvato non fa che accrescere il nostro dolore. Questo è il periodo della raccolta del pistacchio. In merito abbiamo ascoltato un produttore di Raffadali dell'azienda agricola Casalicchio che ci ha raccontato le fasi più salienti del processo produttivo. Chi non conosce l'oro verde DOP di Raffadali? I primi a scoprirlo furono gli arabi, che proprio nella zona di Raffadali trovarono il terreno ideale per la piantagione. Il pistacchio, una pianta secolare che si adatta a qualsiasi tipo di terreno. La sua produzione avviene tra fine agosto e inizio settembre, una lavorazione meticolosa e sacrificata. Si inizia da fine aprile, per un mese si fa ogni 10 giorni lavaggi, si raccoglie in tre fasi, prima fase, seconda fase e terza fase. Di norma si dovrebbe raccogliere, la prima fase è prima d'agosto, ma quest'anno, con quest'annata che è stata pessima, la stiamo raccogliendo solo in una fase soltanto, quindi almeno c'è una perdita del 60-70% di pistacchio. Ma quali sono le fasi della lavorazione? La prima fase che si fa il primo lavaggio, se ci mettono un insetticida, un concime fogliario. Poi la seconda fase si fa il secondo lavaggio. Questo è lo sgusciamento del pistacchio, che si sguscia, ora si fa essiccare al sole per 2-3 giorni, poi c'è la lavorazione dopo l'essiccamento, poi viene la schiacciatura e poi diventa frutto. Così. Questo è l'oro verde. E linea alla regia per la pubblicità. Nasce nell'Agrigentino la prima ippovia di Sicilia, attraverserà l'intero territorio dell'area interna dei Sicani. Tutto ciò grazie a un finanziamento di 150.000 euro con i fondi POFESR 2014-2020, il servizio di Giuffrida. Dopo tanti anni finalmente si concretizza questo progetto dell'ippovia che chiuderà ad anello tutti i comuni che fanno parte dell'area interna sicane, e noi partecipiamo giustamente con il nostro Povo Marina, sicuramente con Torre Sassa, Cattolica con Reclamino, che sicuramente avranno un ruolo importante in questo giro turistico insieme con i paesi della montagna. E l'ecoturismo oggi rappresenta una branca fortissima nel turismo, e quindi cerchiamo di valorizzare, vedendo arrivare qui dei turisti che amano il cavallo, valorizzare e far conoscere a tutti le nostre bellezze naturali. Un percorso sarà molto bello, questeggiando le spiagge di Reclamino, cercando sempre di allargare la nostra associazione costruita qua con gli amici e allargandoci sempre di più per questa associazione. Ringrazio sempre i miei collaboratori, Nino Guerrieri, Pino Pipia e altri ragazzi che scuso se non li cito. E un ringraziamento va anche ai ragazzi che vengono da fuori, da Memphis, Sciacca, Alcamo, Mazzara del Vallo, Catafini e altri paesi qua vicino. Sicuramente collaboreremo a questa ippovia che sta nascendo con gli altri ragazzi.
è un volano di lancio per l'ecoturismo nazionale. Molto bello perché comunica in pochi chilometri la montagna, la collina col mare, cosa che nelle altre regioni è difficile da trovare. È un'idea che è nata molti anni fa, ormai è in fase addirittura di arrivo, quindi si pensa che a primavera tutto questo dovrebbe essere pronto. Il progetto prevede una segnaletica delle istruzioni scaricando l'app dove dormire, dove mangiare, tutte le aziende agricole con i prodotti tipici, punti di sosta per i cavalli, i maniscalchi se hanno bisogno, insomma una cosa molto articolata, fatta proprio apposta come un po' sulla falsariga di altre ippovie. Finalmente si sta concretizzando questo progetto. Abbiamo iniziato a fare dei percorsi molto particolari, iniziando da Torre Salsa, arrivando fino al fiume Platini, era Creaminua, e crediamo tantissimo in questo progetto, in questo percorso, e speriamo che l'Open Mare possa esserci, che ci sia in un percorso continuo di programmazione assieme al nostro sindaco di Montallegro e a tutti gli altri sindaci che si stanno operando per attivare questo bellissimo progetto di ippovia. L'equitazione è molto in crescita sia con il turismo e sia con le persone locali. Mi riscontro tante persone che non sconoscevano il cavallo, si avvicinano piano piano e si appassionano pure. Ora penso che con l'ippovia è una marcia in più per l'equitazione e per andare avanti con il cavallo in un modo migliore. È super consigliatissimo per tutte le età, dai 3 anni in su. La mia passione è nata grazie a mio papà e dai cavalli. Mio papà ha iniziato veramente con una cavalla super dolce che abbiamo ancora. Tutta la mia vita nel mondo dell'equitazione la dedico anche e soprattutto a mio papà e spero ovviamente che continui. Passiamo alle notizie sportive. Vince per 1-0 l'Akragas in trasferta contro la squadra del Ragusa. La partita è stata giocata ieri a porte chiuse ad Avola per volere della questura per motivi di sicurezza. Il servizio e le interviste. Vince per 1-0 l'Akragas in trasferta contro la squadra del Ragusa. Partita giocata ieri a porte chiuse ad Avola per volere della questura per motivi di sicurezza. La rete è stata segnata dal giocatore Scozzari, che regala così la terza vittoria consecutiva. Una vittoria importante dopo la sconfitta shock della prima partita con il Licata, 3 punti necessari per la squadra di Deni, che si porta così al secondo posto con 9 punti, in tandem con il Trapani Vibonese, in testa il Siracusa a 10 punti. Domenica prossima sarà la volta del Forte Trapani in casa per la 5ª giornata di campionato. Eccolo qui l'eroe di giornata, Simone Scozzari, super gol per la vittoria dell'Akragas, terza vittoria di fila. Raccontaci le emozioni che hai provato. È bello segnare il primo gol in Serie D con la maglia dell'Akragas, con la maglia della propria città. Sono emozionato, ho fatto il gol della vittoria, ho portato 3 punti a casa. Volevi metterlo lì il pallone sotto l'incrocio dei pali? Possiamo dire sì e no, però dai, l'importante è il gol. Quanto sei felice, quanto sei contento? Tantissimo. Questa vittoria per l'Akragas che valore ha? La terza vittoria di fila in campionato? Abbiamo passato prima un periodo brutto e ora ci siamo ripresi piano piano e continuiamo così. Che partita è stata contro il Ragusa? È stata una partita tosta, io dico che ci siamo giocati a pari. Poi un tiro in più, un tiro in meno, l'importante abbiamo vinto questo. Dedica speciale per questo gol a chi? A mia mamma. Mister Marco Coppa, terza vittoria di fila in campionato. Quella di questo pomeriggio che valore ha contro il Ragusa? Ma straordinaria da un punto di vista del cuore, perché io voglio dedicare questa vittoria ai miei calciatori, davvero ai miei calciatori, perché sono un gruppo di uomini veri. Sono entrato dentro lo spogliatoio e l'ho voluto gridare, e poi dedicarla alla curva sud dell'Akragas, perché sono dei tifosi straordinari. Non erano presenti oggi, però so che erano con noi e non voglio dimenticare quello che fino a domenica scorsa hanno fatto per tutti noi, scusami, mercoledì nel turno infrasettimanale, per tutti noi fino alla fine, fin quando non abbiamo portato anche mercoledì la partita a casa, per cui alcuni ringraziamenti per me sono dovuti. Basta, oggi è stata una partita tiratissima contro una grande squadra, perché è una grande squadra. Faccio i complimenti a Giovanni Gnoffo, faccio i complimenti a Ragusa, perché è la seconda volta che incontriamo questa squadra e sono convinto che sia una grandissima squadra. Noi di contro però, con le 1000 difficoltà che abbiamo ogni settimana, sembra quasi che qualcuno ci insegua,
ma ogni settimana riscontriamo difficoltà di formazioni prima e durante la partita. La cosa incredibile è che io ho tanti problemi durante la settimana per costruire un 11 e poi gli altri problemi arrivano durante la partita, in corsa, perché poi c'è sempre qualcuno che deve farsi male e io devo riorganizzare tutto nel giro di poco, però ci godiamo tutto quello che sta accadendo perché credo che ce lo meritiamo, è frutto di tantissimo lavoro, tanto sacrificio e tanto cuore di questi ragazzi. Vittoria sofferta ma alla fine meritata, sei d'accordo? Io credo che alla fine nei 90 minuti sì, perché nella seconda frazione siamo stati lucidi. Io ho chiesto ai ragazzi dentro lo spogliatoio a fine primo tempo, voglio una squadra intelligente, adesso dobbiamo essere molto intelligenti, non dobbiamo farci prendere né dalla frenesia né dal nervosismo, perché era una partita nervosa, perché la posta in palio era molto alta, per cui ho detto adesso ho bisogno di ragazzi intelligenti. I miei ragazzi sono intelligenti e l'hanno dimostrato. Hai tanto coraggio nel lanciare i giovani, dopo Di Mauro in gol contro il Sant'Agata, oggi Scozzari decide il derby contro il Ragusa. Mi fa un grande piacere per il ragazzo perché ha fatto un bellissimo gol e poi quando segnano i giovani per me è molto più importante, i grandi ci sono abituati. Mister, ho detto in telecronaca che è stata tutto sommato una partita equilibrata che poteva essere risolta da episodi, da individualità. Cioè, fa piacere dal vostro punto di vista che naturalmente sia stato un giorno a risolverla. Un altro commento, un commento ulteriore sull'andamento di questa gara, quale potrebbe essere? Sono d'accordo con quello che hai detto, è stata una partita equilibrata perché è stata una partita tatticamente molto equilibrata. Dal primo al 95esimo sembrava di giocare un po' a scacchi, no? Noi ci siamo pure messi diversamente subito dopo aver fatto gol, Giovanni pure ha cambiato qualcosa per tentare di diventare più pericoloso lì davanti, quindi è stato bello per quanto mi riguarda, per quanto riguarda il mio mestiere, dover affrontare questo tipo di partite perché tatticamente veramente è stata una partita giocata a scacchi fra me e il mister Ignoffo, poi alla fine, come dici tu, un episodio, però una partita veramente equilibrata. Ma diciamo che è stata una vittoria importante per come è maturata, una partita maschia, sia dal primo al 97esimo minuto, e l'abbiamo interpretata bene contro un buon Ragusa. Quando c'è stato da soffrire abbiamo sofferto, quando c'è stato da sciorinare un buon gioco l'abbiamo fatto e quando abbiamo avuto l'occasione giusta, Scozzari 2005, sono contentissimo, ha fatto gol, penso che poi il Ragusa non ci ha mai tirato in porta. Giovani sempre più protagonisti nell'Akragas, dopo Di Mauro in rete contro il Sant'Agata, adesso segna anche Simone Scozzari, prodotto del vivaio dell'Akragas. Sì, per noi è una grande soddisfazione, perché come abbiamo detto sin dall'inizio dovevamo essere, siamo un mix tra giovani e giocatori di esperienza. I giocatori di esperienza stanno dando grande esperienza e i giovani ci stanno iniziando a sbalordire, perché veramente oggi Scozzari alla seconda apparizione in Serie D ha fatto un gran gol e poi una grande partita. Questa terza vittoria di fila cosa rappresenta per l'Akragas? Cosa vuol dire? Questa terza vittoria di fila rappresenta che diamo continuità al lavoro che abbiamo iniziato il 24 luglio e non dobbiamo fare voli pindarici, dobbiamo stare con i piedi ben saldi per terra. Oggi ci godiamo questa vittoria, da domani inizieremo a pensare al Trapani. Pareggio tra Licata e Locri 1-1 al campo saraceno neutro di Ravanusa. Il Licata meglio nel primo tempo e in vantaggio grazie a una rete di Calogero Minacori. Nella ripresa i calabresi trovano il pareggio al 75esimo su una punizione di Pasqualino. Il Licata, ancora imbattuto, si porta così a 8 punti in classifica. Mister, sembra quasi lo stesso copione, come con il Canicattì come contro il Casalnuovo. Anche oggi nel primo tempo un buon Licata, non sono sfruttate diverse occasioni, nel secondo l'avversario ha preso coraggio e è riuscito ad arrivare al pareggio. Sì, stessa partita del mercoledì contro il Canicattì, secondo tempo disastroso, non riuscivamo a fare 2 passaggi di fila, ci siamo complicati molto la vita nelle uscite regalando la palla agli avversari in maniera banale. E chiaramente quando tu gli offri questa situazione agli avversari prendono coraggio
tu ti metti paura ed è successo il patatracchi che da un momento all'altro ce l'aspettavamo perché vedevo la squadra in grandissima difficoltà. È stata una partita che a un certo punto sembrava essersi messa bene per il Licata perché il Locri ha deciso di fare pressing ultraoffensivo, quindi attaccava alto il Licata, e il Licata con le ripartenze, con il campo alle spalle dei difensori del Locri di solito fa male, però oggi anche questo non ha funzionato. Ma perché non siamo riusciti a palleggiare, a fraseggiare bene? Oggi tanti erano sottotono e quando questa squadra perde 3-4 elementi di spessore e di qualità fa molta fatica. Oggi abbiamo perso secondo me almeno 3 calciatori, abbiamo persi nel gioco, non sono mai entrati in partita e abbiamo fatto più del solito fatica, più fatica di quella testata di Canicattì. Un giudizio sulla prestazione di Pino, alla prima titolare, che ha sostituito e potrebbe anche sostituire Calaiò nelle prossime partite? Pino ha fatto il suo, è un giocatore che ci dà garanzie. Oggi ha fatto una discreta partita, ha fatto la sua, quello che doveva fare. È stato più un problema fisico o psicologico nel secondo tempo? Non è un problema fisico, perché il problema fisico poi tu gli ultimi 10 minuti non spingi così a andare avanti, è un problema di testa. Questa squadra riesce a sbloccare la partita sempre nel primo tempo e poi nel secondo tempo ha un calo di tensione, un calo di concentrazione che dobbiamo lavorare su questo. C'è troppa superficialità nel giocare alcune volte, ci si complica la vita in maniera banale, vediamo che così si dà coraggio agli avversari ed è normale che poi quando gli avversari creano 2 o 3 situazioni tu ti metti un po' di paura, ti metti un po' di ansia e succede come è successo il pareggio del Locri. Grazie. Mister, un po' la partita con l'Agagas aver causato... No. Dobbiamo migliorare sotto l'aspetto mentale, dobbiamo avere sempre più coraggio, dobbiamo avere sempre la possibilità di giocare con concentrazione, con convinzione e con facilità, perché alcune volte non giochiamo semplici, giochiamo che ci complichiamo la vita, inutilmente. Tra i 3-4 in meno Rotolo oggi poi... No, non faccio nomi, chi è stato, chi non è stato... lontano dalla... No, non faccio nomi. Penso che si è visto che la partita eravamo in difficoltà, non riuscivamo a palleggiare bene, non riuscivamo a trovare gli uomini di qualità e vabbè dai, andiamo avanti, ci prendiamo questo punto, anche se è un punto preso con amarezza perché credo che questa è una partita che si doveva vincere per quello che era l'avversario, però va bene. Come valutiamo questo punto arrivato con un secondo tempo che probabilmente non è stato il migliore della stagione? Sì, purtroppo dispiace appunto per il secondo tempo affrontato perché dopo secondo me un'ottima prima fase di gara gestita bene dove comunque potevamo anche magari chiudere la partita, dispiace purtroppo nel secondo tempo abbiamo concesso un po' troppo. Dobbiamo cercare comunque di lavorare da questo punto di vista perché comunque capita che a volte nei secondi tempi magari ci abbassiamo un po' troppo, però sicuramente col lavoro miglioreremo e affronteremo le gare con la maturità che serve. Il tuo esordio da titolare? Il mio esordio è stato bello, emozionante, sono molto contento di aver esordito con questa maglia che comunque mi ha voluto, mi ha cercato e sono orgoglioso di aver giocato e emozionato. Ecco. Hai mai giocato con la difesa a 3? Se sì, come ti trovi? Se no, come ti sei trovato in questa partita? Difesa a 3 mai, o comunque sempre durante gli allenamenti, ovviamente nei meccanismi che i vari mister che ho avuto nel passato richiedevano, comunque ho giocato a 3, però in partita ufficiale mai. Devo dire che comunque penso che il ruolo da centrale lo posso comunque ricoprire e spero ecco, di dare una mano alla squadra per raggiungere gli obiettivi della stagione.
Il Pro Favara vince per 2-0 lo scontro contro la squadra del Misilmeri, giocata fuori casa. Grazie a questa vittoria il Pro Favara raggiunge il secondo posto con 7 punti, dopo la Nissa e l'Atletico Palermo a 9. La prossima sfida sarà proprio con la capolista Nissa. Con un Eurogol di Luca Ficarrotta e un rigore trasformato da Retucci, la Pro Favara batte il forte Misilmeri e porta a casa 3 punti e un'importante vittoria. Dopo il pareggio con il Mazzara 46, la squadra di mister Catalano, ancora in tribuna per la squalifica rimediata durante la partita di Coppa con la Nissa, è tornata al successo su un terreno di gioco per tradizione molto ostico. La squadra favarese ha vinto con merito e il risultato di 2-0 sta un po' stretto per le tante occasioni da gol create, soprattutto nel primo tempo. La Pro Favara va vicino al gol dopo pochi minuti di gioco. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Ficarrotta, i giocatori favaresi reclamano il gol. Il pallone, sfuggito dalle mani del portiere del Misilmeri, dà l'impressione di avere oltrepassato la linea di porta. La Pro Favara sblocca il risultato al 16° con Ficarrotta. L'attaccante giallo-blu parte dal fondo del settore sinistro, semina con un doppio passo 4 avversari, entra in aria e scocca un gran bolide che si insacca alle spalle dell'ingolpevole Zummo. Il Misilmeri accusa il colpo e rischia di subire un secondo gol, prima con la Piana e poi con Bontempo. Il Misilmeri cerca di rispondere, ma un tiro fuori e una punizione dal limite poco prima del riposo non creano certo grossi problemi a Cesei. Nella ripresa la Pro Favara si abbassa un po' troppo, cerca di amministrare il vantaggio e il Misilmeri si fa vedere più spesso nell'area. Il raddoppio prima del triplice fischio arriva sul rigore per fallo su Retucci che lo stesso attaccante della Pro Favara trasforma. È stata una partita bella, il primo tempo abbiamo visto un buon Favara, abbiamo avuto tante occasioni, abbiamo creato tanto, purtroppo ancora ci manca un pizzico di cattiveria sotto porta, dovremmo essere un po' più cinici. Poi il portiere anche ha fatto 3-4 interventi diciamo strepitosi, si può dire, quindi poi entriamo in campo nel secondo tempo, abbiamo allentato un po' la pressione, ci siamo abbassati un po' troppo, ma sempre comunque creando tanto, parecchio. Di sicuro dobbiamo prestare più attenzione perché questo è un nostro limite. Abbiamo una squadra di qualità, un gruppo molto tecnicamente e tatticamente forte, e abbassarci e aspettarli forse abbiamo visto ultimamente che non è proprio da noi, gli concediamo qualcosina e quindi dobbiamo essere più bravi a capitalizzare un pochettino le occasioni che normalmente diciamo produciamo, essere più cattivi sotto porta in maniera tale poi da poter poi magari rallentare e giostrare la partita, cercarla appunto di addormentarla se così si può. Il primo gol è stato aperto da me con una bella azione grazie anche ai miei compagni, come dico sempre che si mettono a disposizione sempre del compagno. Oggi era una prova dura per noi giocare contro il Misilmeri perché è un'ottima squadra, abbiamo portato i risultati a casa, oggi era quello che ci interessava molto. La partita l'abbiamo affrontata proprio come l'avevamo preparata, infatti al primo tempo abbiamo avuto già un paio di occasioni, ma purtroppo sia a livello fisico dopo che avevamo giocato in Coppa che per diciamo poca concretezza non eravamo riusciti a chiuderla già al primo tempo. Quelle partite si sanno, più a lungo delle porte più c'è il rischio che gli altri le riaprono. Ripeto, siamo stati bravi comunque ad aver concesso poco e poi averla chiusa al momento giusto. Ancora campionessa questa volta agli europei nel lancio del giavellotto è l'agrigentina Giusy Parolino, il servizio di Margherita Tropiano. L'atleta dell'ASD Milone Siracusa, Giusy Parolino, conquista a Pescara, nel lancio del giavellotto, la medaglia di bronzo ai campionati europei 2023 e stabilisce con 30 metri e 41 il nuovo record siciliano di specialità. Un 2023 straordinario anche quest'anno per la campionessa italiana di lancio del giavellotto, che ha fatto registrare un successo dietro l'altro. Medaglia d'oro ai
campionati italiani, lanci lunghi invernali, medaglia d'oro campionati italiani estivi, medaglia d'oro finale nazionale allo scudetto CDS 2023, oltre a vari record siciliani e tante altre medaglie d'oro regionali. Il podio europeo è un'emozione indescrivibile, dichiara Giusy Parolino. Sono gare che vanno preparate con anni di allenamenti e sacrifici e questa medaglia di bronzo dimostra che in questi anni mi sono allenata con grande livello. Da un punto di vista agonistico, prosegue la campionessa, chi segue l'atletica leggera a 360 gradi sa bene cosa vuol dire arrivare su un podio accanto alla Finlandia, alla Lettonia, che sono le scuole mondiali del lancio del giavellotto. Se sono su quel podio, conclude, è esclusivamente perché chi mi allena è un esperto a pari merito dei grandi. E questo è tutto per oggi, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni di TV Notizie e vi auguriamo una buona serata.